Palazzo Soranzo Novello a Castelfranco riapre le sue porte nella nuova veste di luogo di cultura e scrigno del patrimonio storico-artistico della città. Dal 16 giugno al 1 ottobre ospiterà l'esposizione intitolata Temporanea, esibire, documentare, recuperare. Con esibire porteremo in mostra qualcosa come 400 pezzi delle civiche collezioni museali, alcuni inediti, altri già noti, che verranno costruiti come una sorta di grande Wunderkammer. Con documentare, un'opera video dell'artista Daniele Costa racconterà il Palazzo Soranzo Novello per quello che è oggi, tra sospensione, immobilità e tensione. E infine con recuperare porteremo a completamento un'operazione di recupero di un affresco quattrocentesco che è stato asportato da Palazzo Soranzo Novello e che tornerà a casa propria. Sulla strada verso la concezione e la realizzazione del futuro museo civico di Palazzo Soranzo, l'iniziativa sarà utile per focalizzare l'attenzione sull'importanza di uno screening dell'intero patrimonio museale, spiega il direttore Melchiorre. Nel riordinarlo e valorizzarlo, Palazzo Soranzo avrà un ruolo importante, non a caso la sua restituzione alla città è vissuta con soddisfazione. Ridiamo questi spazi di Palazzo Soranzo Novello ai cittadini. Io penso che sia un primo passo che, assieme alla sede del Conservatorio, al futuro auditorium Opera del Duomo, Auditorium Tini Anselmi, alla biblioteca, al teatro, fanno di Castelfranco Veneto una città con ampi spazi a disposizione della cultura.